16 kg di stupefacenti nascosti in casa per un valore che sul mercato sfiora i 100.000 euro. In manette un ragazzo di 17 anni, bloccato un giro di spaccio tra giovani del Bassanese che durava da mesi. I carabinieri di Rosà, a seguito di controlli sul territorio, hanno rinvenuto nell'abitazione che il minore condivide con i genitori un vero e proprio supermercato della droga. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti del minore a seguito di movimenti sospetti, i militari, su delega della Procura della Repubblica, hanno avviato la perquisizione domiciliare e qui la sorpresa. Hanno rinvenuto i 16 kg tra hashish e marijuana suddivisi in sacchetti da 1 etto e da 1 chilo pronti per la cessione. Oltre allo stupefacente sequestrato è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso, fedele riproduzione della Beretta 92 FS in uso alle forze di polizia. Il giudice ha convalidato l'arresto del 17enne che ora si trova nel carcere minorile di Venezia. Visto il quantitativo di droga e il valore dello stupefacente, le indagini dei militari stanno proseguendo per capire se siano coinvolte anche altre persone nel giro dello spaccio.